Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di eseguiti i titoli più importanti del pomeriggio. Condannati tutti e 6 gli imputati nel processo sullo stupro di gruppo avvenuto a Palermo nel luglio 2023. A 4 di loro è stata inflitta una pena di 7 anni, il quinto resterà in carcere per poco più di 6 anni, invece il sesto per quasi 5. Non crede all'ipotesi del suicidio la madre della quindicenne trovata impiccata ad un albero a Piazza Armerina, nell'Ennese. La donna sostiene che il modo in cui è stata trovata la figlia porti a credere nell'ipotesi di un omicidio. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro e per questo hanno disposto il sequestro della salma, su cui verrà probabilmente effettuata l'autopsia. Allagamenti, automobilisti bloccati ed esondazione di alcuni torrenti, questi alcuni dei danni registrati ad Acireale, nel Catanese, messe in ginocchio dal maltempo, decine gli interventi di soccorso conclusi dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Parliamo ancora di disagi provocati dalle forti piogge, ma questa volta ci spostiamo nel Messinese. Le Toianni, Giardini Naxos e Santa Teresa di Riva, questi i comuni maggiormente colpiti. Preoccupa anche la quantità di pioggia sull'autostrada 18, nel tratto compreso tra Taormina e Fiumefreddo, dove si registrano diversi allagamenti. Chiudiamo con le previsioni per domani in Sicilia. Le condizioni meteo avverse persistono sulla regione, ma saranno molto meno incisive di oggi. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla su quasi tutta la regione. Restano escluse Ragusa e Siracusa. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito, buona serata.